Legittima difesa, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato la nuova legge fortemente sollecitata dalla classe politica e dall'opinione pubblica del Veneto. Provvedimento a lungo dibattuto, da un lato criticato, dall'altro invocato da vittime di rapine rimaste poi invischiate in processi a loro carico, come l'ormai ex tabaccaio di Civè di Correzzola nel Padovano, Franco Birolo, che 7 anni fa esatti, il 26 aprile del 2012, sparò e uccise un ladro nel suo negozio, vedendosi poi chiedere un maxi risarcimento dalla famiglia del malvivente. La promulgazione di questa legge è una vittoria per tante vittime come me, commenta Birolo. Si apre un nuovo corso, secondo il presidente della regione Luca Zaia, che parla di buona notizia. Assolutamente sì, finisce l'iter e rende esecutiva operativa questa legge, che è un impegno concreto preso con i cittadini, quindi ha fatto bene Matteo Salvini a crederci fino in fondo e a portarla a termine. Quindi oggi i cittadini sanno che sul banco degli imputati non ci va più l'aggredito, ma ci avrà l'aggressore. Il Capo dello Stato ha tuttavia inviato alle Camere una lettera contenente dei rilievi. La nuova normativa non indebolisce né attenua la primaria ed esclusiva responsabilità dello Stato nella tutela dell'incolumità e della sicurezza dei cittadini, esercitata e assicurata attraverso l'azione generosa ed efficace delle forze di polizia, scrive Mattarella, che si sofferma anche sul tema del concetto di grave turbamento, che non può essere invocato soggettivamente, ma va riconosciuto oggettivamente. La legge è promulgata e quindi è legge dello Stato. I rilievi fatti sono rilievi ovviamente sono a corredo, sono rilievi per dire che comunque la legge lo conferma la legge stessa, non è una legge che vuole istituire un popolo di pistoleri o mandare i cittadini a letto con una pistola sul comodino, ma la verità è che se una persona viene aggredita può finalmente difendersi senza temere di finire sul banco degli imputati.